Nato a Milano il 26 giugno 1933 da una famiglia di tradizione musicale, Claudio Abbado ha raccolto nel corso degli anni '80 riconoscimenti internazionali che l'hanno proiettato in una dimensione di prestigio e di fama concessa a pochissimi altri musicisti nello scorso secolo. Direttore musicale della Staatsoper di Vienna dal 1986, incarico che comprende in pratica anche la direzione stabile dei Wiener Philharmoniker, dal 1987 Abbado è responsabile della pianificazione e organizzazione delle varie attività musicali viennesi con il titolo di General Music Director della città, mentre dalla fine del 1989 ha assunto la carica di Chef Dirigent, direttore principale del più prestigioso complesso orchestrale del mondo, quello del Berliner Philharmoniker, succedendo a Herbert von Karajan. In questa ascesa Abbado non ha tuttavia sacrificato la sua originale impronta artistica e intellettuale, rivolta contro ogni tipo di superficialità. Ha infatti puntato sulla rivalutazione di autori misconosciuti nei loro valori autentici, come il Rossini buffo o il Verdi maturo. Ha inserito stabilmente nel repertorio operistico il teatro lirico del Novecento, da Berg a Prokofiev. Ha partecipato alla definitiva consacrazione dell'opera sinfonica di Gustav Mahler e promuove interessanti programmi di musica contemporanea. Questo complessivo progetto culturale sarebbe però rimasto lettera morta se Abbado non lo avesse integrato con l'attivissimo lavoro organizzativo compiuto nel lungo periodo in cui è stato direttore stabile del Teatro alla Scala di Milano, dal 1968 al 1986, nel felice sodalizio con la London Symphony Orchestra, ma soprattutto nel ruolo di ispiratore svolto nei confronti della European Community Youth Orchestra. Pochi anni fa Abbado ha inoltre fondato l'Orchestra Giovanile Europea Gustav Mahler, della quale per la prima volta facevano parte anche musicisti provenienti dai paesi dell'Est. Sembra così una felice scelta del destino quella che pone oggi, a capo dell'orchestra più prestigiosa nella Berlino riunificata, un direttore che ha sempre considerato la musica come l'elemento coagulante della cultura europea. Nel modo in cui Abbado ha affrontato il vasto repertorio mozartiano emerge la stessa consapevolezza critica che ha guidato più in generale le sue scelte di repertorio. Tralasciato infatti un approccio immediato, spontaneo, esposto a gravi rischi di superficialità, egli si è avvicinato con prudenza alla partitura, mettendo in evidenza la logica del discorso musicale, la sua interna dinamica architettonica dalla quale soltanto può nascere un corretto coinvolgimento emotivo che non corre il rischio di scivolare nel manierismo. La lettura di Mozart che Abbado offre è molto raffinata, ma non per questo priva di quella carica sensuale che le partiture del compositore salisburghese esprimono con tanta forza. Nato a Torino il 26 settembre 1941, Salvatore Accardo aveva solo 14 anni quando vinse il suo primo concorso internazionale a Vercelli. 15 quando trionfò nel severo concorso di Ginevra. 16, infine, quando stupì pubblico e giuria nel Paganini di Genova, con il quale approdò a un'improvvisa celebrità. Tuttavia, ciò che subito sbalordì in lui non fu soltanto la capacità tecnica, né la resistenza con la quale affrontava la straordinaria serie di difficoltà e di acrobazie proposte dai brani di Paganini, ma il modo con cui riusciva a evidenziare in ciascun brano valori musicali indipendenti dal virtuosismo. L'odierna riscoperta del Paganini compositore deriva in gran parte proprio dal modo in cui Accardo ha saputo interpretarlo, oltretutto arricchendo sensibilmente la sua lettura man mano che procedeva il suo cammino di maturazione artistica. Un cammino proseguito in territori anche diversi da quello di partenza. L'ex bambino prodigio non è rimasto prigioniero della sua strabiliante facilità tecnica, della sua capacità istintiva di destreggiarsi fra le corde, ma ha allargato notevolmente le sue esperienze. Accardo si è impegnato nella direzione d'orchestra, affrontando prima piccoli complessi di formato settecentesco e quindi più ampie formazioni d'opera e di repertorio ottocentesco. Ha sviluppato un interesse quasi scientifico nei confronti della liuteria, per i preziosi violini usciti dalle botteghe cremonesi
degli Stradivari, degli Amati, dei Guadagnini e dei Guarneri, dei quali ha seguito e segue il restauro e la conservazione. Ma anche rimanendo nell'ambito del violino, le sue scelte musicali non si sono limitate al repertorio consueto, da Beethoven a Tchaikovsky, da Mendelssohn a Bruch. Grande attenzione a Cardo ha dedicato al primo Settecento, da Vivaldi a Tartini, e soprattutto un amore costante ha riservato per le pagine violinistiche di Mozart, ai concerti, alle sonate per il pianoforte, alle altre composizioni da camera. Ancora di recente, i suoi impegni discografici sono stati proprio indirizzati alla registrazione di brani mozartiani. La cifra interpretativa consolidata da Cardo nel repertorio settecentesco è rimasta sostanzialmente inalterata nel suo modo di affrontare il Mozart dei concerti per violino e orchestra. Sottolineatura del ruolo brillante del violino anche attraverso una particolare resa del virtuosismo, intensificazione della carica emotiva e lirica, ampiezza di fraseggio e varietà di colori, per i quali Accardo ha cercato una dimensione e un'espressività proprie, mai uniformate sul suono di tipo ottocentesco. Del resto, bisogna ricordare che queste composizioni risalgono ancora agli anni di salisburghesi di Mozart, al periodo compreso fra il 1775 e il 1778, e in effetti consentono un tipo di lettura che le comprenda sullo sfondo del concertismo settecentesco, senza riferimenti a precoci suggestioni romantiche. L'attività artistica di Ettore Gracis, nato a La Spezia il 24 settembre 1915, si è rivolta soprattutto verso due sfere di interesse apparentemente lontane tra loro, ma in realtà spesso contigue nell'esperienza dei musicisti italiani del nostro tempo, sia a livello di interpretazione sia a livello di riferimenti teorici, il 6-700 e la produzione contemporanea. La sua carriera lo ha così portato da un lato a dirigere il complesso strumentale veneziano Benedetto Marcello e a proporre in concerto opere di autori anche di scarsa rinomanza, dall'altro ad assumere incarichi stabili al Festival di Musica Contemporanea di Venezia e ai Pomeriggi Musicali di Milano. A Mozart si avvicinò in teatro, negli anni in cui fu direttore stabile della Fenice di Venezia, 1959-74, ma soprattutto in ambito strumentale, dirigendo con regolarità sinfonie e concerti alla guida di numerose e prestigiose orchestre nazionali e internazionali. Nel suo modo di leggere il patrimonio musicale settecentesco si coglie comunque un riflesso di quell'attenzione per la forma e per l'analisi del materiale sonoro che caratterizza molta produzione contemporanea. In questo senso si può dire che il suo modo di interpretare Mozart si coordina perfettamente a quanto Accardo ricerca sotto il profilo dell'espressività del colore sonoro, poiché lascia al violino lo spazio di cui ha bisogno e tiene nell'orchestra una condotta di inappuntabile correttezza.